Ciao ragazzi, allora vediamo questo bellissimo brano devastante, c'è molta chitarra quindi devo fare il tutorial. Mi raccomando, mettete mi piace, quindi mi raccomando, clic un commentino, sai comunque l'algoritmo di YouTube ci fa a casa queste cose, quindi mi raccomando. Allora, l'originale è in Mi bemolle. Ora se vogliamo fare le Mi bemolle va bene, altrimenti togliamo il capotasto e diventa in Re. Lasciamo il Re. Ci sono diverse versioni che possiamo fare. Allora, la più semplice è na 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 Re, na 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 Sol, na 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 Re, na 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 Sol. Se vogliamo tra il Sol e il Re possiamo mettere la na 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 na, come vogliamo. Na 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 na, Si minore, poi dopo la Sol, c'è un passaggio che fa veloce, Sol, La, Si, però se vogliamo possiamo non farlo, ricordati di me, Si minore, La, ritornello e il giro di Re, Re, Si minore, Sol, La, Re maggiore, Si minore, Sol maggiore, poi c'è voglio te, Si minore, voglio te, voglio Sol, Re, ma vi scrivo gli accordi comunque in descrizione, solo se mi mettete il mi piace, alta versione. È un arpeggio un po' più difficile, però se qualcuno vuole fare questa versione, un upgrade, la possiamo fare, è una specie di fingerstyle. Pollice, poi qua fate sempre Re, pollice medio sulla seconda, pollice indice sulla terza. E fate uguale con lo stesso accordo Sol, però invece della sesta, la quarta, la quinta, la sesta. Se vogliamo fare gli accordi. Lo stesso facciamo in Si.